I casi sono in diminuzione, la pressione sulla sanità sta calando e la campagna vaccinale corre a ritmi altissimi. Nell'Italia che si scopre tutta gialla, il Veneto punta decisamente alla fascia bianca. Lo conferma anche il governatore Luca Zaia. Noi siamo zona bianca, solo che avendo cambiato le regole siamo zona bianca sulle carte, ma lo siamo di fatto ma non di diritto, ecco, dovremmo dire così. Lo siamo di fatto perché i parametri sono da zona bianca. L'ingresso in zona bianca e una fase di relativa tranquillità non possono però coincidere con il proverbiale liberi tutti. Ai veneti cosa dico? Dico che non è la festa della liberazione, non abbiamo vinto nulla, se non quello che dobbiamo ancora stringere i denti, sapendo che siamo aiutati da una macchina della sanità del Veneto che funziona. In Veneto la campagna vaccinale ha ripreso a marciare a pieno ritmo e ci si avvia al traguardo dei 2,5 milioni di dosi inoculate. Ciononostante, Zaia lancia un avvertimento. Vi dico che bisogna non abbassare la guardia, continuare a portare la mascherina. La mascherina è ovvio che poi diventerà, qualcuno si è messo a sorridere, diventerà come l'ombrello, no? Lo usi quando serve. E a chi chiede fino a quando dovremo portare la mascherina, ecco cosa risponde il governatore. Quando supereremo il 50% dei vaccinati probabilmente non servirà più. Ma io penso che questo sta già accadendo in giro per il mondo. Certo è che dobbiamo dire ai cittadini che quando sei vaccinato, se sei insieme a persone non vaccinate devi portare la mascherina, perché il vaccinato può veicolare il virus e non ammalarsi.